Siamo con la dottoressa Fulvia Loic, responsabile del distretto sanitario della Carnia. Con la riforma sanitaria varata dalla Regione, cosa cambierà per quanto riguarda la popolazione anziana a livello di Alto Friuli, di azienda numero 3? Allora, innanzitutto bisogna assicurare i cittadini che le cose importanti per loro non cambieranno sostanzialmente. Il cambio che si vuole fare è sul aumentare l'integrazione sociosanitaria, anzi direi estendere, aumentare l'integrazione fra tutti i livelli, non soltanto dei servizi ma anche di quelle associazioni, con i cittadini stessi. Allora, questo è un qualcosa che è già in regione che sta avanzando, ma diciamo che con la riforma è un po' più evidente la sottolineatura che si vuole dare a questo aspetto, ed anche un ruolo diverso alle cure territoriali, alle cure domiciliari rispetto al ruolo dell'ospedale. Vediamo tutti i giorni che vengono ricoverate delle persone in ospedale che in realtà non si giovano del ricovero ospedaliero, perché l'ospedale ha i suoi ritmi e le sue caratteristiche. Si gioverebbero molto di più a delle cure protette a livello domiciliare. Allora si vuole puntare affinché queste cure a livello domiciliare si possano esprimere in modo più ampio rispetto a quel che è allo stato attuale. Ci saranno anche delle novità per quanto riguarda i distretti sanitari, anche legati alla riforma delle UTI? Sì, in realtà per noi diciamo, è abbastanza minimo. Il comune di Osopo ha aderito all'UTI di San Daniele e quindi ci sarà una modifica in questo senso. È l'unica modifica che c'è, per il resto rimane confermato, anche gli ambiti territoriali dei medici di medicina generale verranno confermati. Ho detto prima, io ho parlato di cure territoriali la riforma punta molto sul ruolo del medico di medicina generale e appunto gli specialisti anche come possono sostenerlo affinché le cure che vengono fornite ai cittadini siano il più adeguate possibile.